Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale buon pomeriggio, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati all'appuntamento di Linea Diretta Friuli TV Notizie Giorno. Apriamo subito con il Covid-19 per darvi una notizia molto importante perché sono un aumento di 1500 prime dosi somministrabili a fine luglio nell'hub di Tarvisio e in più uno sconto del 50% agli impianti di risalita gestiti da Promoturismo e FVG per tutti coloro che si sottoporranno all'inoculazione del vaccino. A darne notizia è il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla salute Riccardo Riccardi, che assieme all'assessore al turismo Sergio Emidio Bini ha messo a punto una strategia per aumentare il numero di persone immunizzate. In questo modo la Regione intende massimizzare la copertura della popolazione contro il Covid-19 e in particolare contro le varianti del virus. L'operazione verrà messa in atto a favore di coloro che si sono prenotati o chiederanno di potersi vaccinare nel centro allestito a Tarvisio. E adesso cambiamo argomento, parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza sui carburanti che ha visto protagonisti negativo anche alcune aziende della nostra regione. Non versavano le imposte e così riuscivano a vendere carburanti su tutto il territorio nazionale a prezzi addirittura inferiori a quelli di costo. E quanto scoperto la Guardia di Finanza che oggi ha sequestrato beni per circa 26 milioni di euro. Si tratta delle disponibilità finanziarie di società con sede legali nelle province di Frosinone e Napoli, di quelle dei loro amministratori legali di fatto, quest'ultimi accusati di una maxi evasione fiscale. Le attività investigative hanno consentito di individuare numerose società cartiere e i loro effettivi gestori che spesso, emerso, si sono rivelati dei prestanome. I finanzieri dei nuclei di polizia economico-finanziaria di Napoli, Trieste e Frosinone, coordinati dalla Procura partenopea, hanno ricostruito un complesso meccanismo societario, grazie al quale gli indagati riuscivano ad evadere l'IVA e a piazzare così carburante sul mercato a prezzi estremamente bassi. Sono state individuate dai finanzieri decine di società che riuscivano a praticare prezzi notevolmente inferiori perfino al costo di produzione grazie a questo sistema, società che poi sparivano senza pagare i debiti fiscali accumulati. Ulteriori indagini in corso. E adesso cambiamo argomento e vediamo i numeri per quanto riguarda il Covid in Friuli Venezia Giulia, perché su 3.875 tamponi molecolari sono stati rilevati 38 nuovi contagi per una percentuale di positività dello 0,98%. Scusate un attimo perché abbiamo un po' il mouse oggi che fa le bizze, siamo in rigorosa diretta. Sono inoltre 1.850 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi, 0,22%. Nella giornata odierna non si registrano decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 5. Lo comunica il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che dei 42 nuovi casi odierni, 5 riguardano migranti richiedenti asilo sul territorio di Trieste. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, i totalmente guariti 103.139, i clinicamente guariti 9, mentre le persone in isolamento 224. Da inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.167 persone, tra questi fanno parte anche 1.388 da fuori regione. Non si registrano positività tra il personale del sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani. Sono invece stati segnalati 3 casi di contagio tra persone rientranti dall'estero e precisamente da Spagna, Marocco e Regno Unito di Gran Bretagna.
E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina informativa del pomeriggio, vediamo appuntamento più tardi con notizie oggi. Vi ricordiamo che comunque gli aggiornamenti li potrete leggere attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.